Il milione, il cui vero titolo è Devisement du monde, che significa la descrizione del mondo, è un libro che ha avuto un destino piuttosto strano, nel senso che il libro ha avuto talmente tanto successo che solamente un manoscritto e un piccolo frammento su 144 manoscritti giunti fino a noi conserva la veste linguistica originaria, un francese molto italianizzato. Per il resto noi abbiamo tutte traduzioni. Tra queste, una delle prime e delle più importanti è una traduzione in buon francese, che ripulisce il testo di tutti gli elementi troppo italiani. Secondo alcuni manoscritti che tramandano questa versione francese, nel 1306 un piccolo aristocratico francese, Thibaut de Chepoix, giunse a Venezia per svolgere delle azioni diplomatiche per conto di Carlo di Valois, il suo signore, e in questa occasione ebbe da Marco Polo stesso una copia del libro, che venne poi portata in Francia e che ebbe una diffusione soprattutto all'interno dell'alta e altissima aristocrazia francese. Fu così che il milione venne letto da re, regine e grandi aristocratici francesi. Una delle particolarità della famiglia francese è che appartengono a questo gruppo tutti i manoscritti più lussuosi e riccamente decorati e illustrati. Per esempio, appartiene a questa famiglia il codice francese 2810 che si trova nella Biblioteca Nazionale di Francia, che venne realizzato da diverse équipe di artisti e di pittori, oppure il codice oggi alla Biblioteca dell'Arsenale, sempre in Francia, con la segnatura 5219, un codice che presenta 197 miniature molto grandi che appartenne forse alla famiglia di Francesco I, re di Francia. Accanto a questa versione troviamo anche una versione catalana, che chiamiamo K, che è molto importante perché è stata utilizzata moltissimo nella cartografia, e quindi alcuni capolavori come l'Atlante catalano che si trova oggi a Parigi o l'Atlante catalano estense che si trova a Modena sono ricavati da questa versione catalana.